Travolto da un camion mentre attraversa sulle strisce a Vazzola, drammatica quanto assurda la dinamica, il tiro era fermo quando l'87enne con il deambulatore ha iniziato ad attraversare la strada. Condannato l'autista del furgone che 2 anni fa in A4 a Bergamo travolse l'auto con dentro 3 giovani trevigiani di ritorno da un concerto, i genitori troppo pochi, 3 anni. Capotreno condannato per aver fatto scendere un passeggero senza biglietto, incredulità per la sentenza, per Zaia servono norme che tutelino chi fa rispettare la legge. Dopo il caso della dottoressa aggredita nell'ufficio della Guardia Medica a Conegliano si riapre la polemica sulla sicurezza degli ambulatori, l'ULSS installeremo telecamere. Cresce di 35.000 sanzioni a Treviso il bilancio della Polizia Locale per il 2017, il Comune frutto dei maggiori controlli sul territorio che hanno sanzionato chi non rispetta le regole. Tassare chi lascia i locali sfitti in centro è la proposta di Ascom Confcommercio per il rilancio del commercio, intanto è negativo il bilancio dei primi 15 giorni di saldi. Nuovo regolamento per la manutenzione del verde pubblico e privato a Treviso ed è polemica per le sanzioni fino a 500 euro per interventi non adeguati. Buonasera, ben ritrovati con l'edizione trevigiana dei nostri telegiornali. In primo piano la cronaca, tragedia questa mattina a Vazzola, un anziano ha perso la vita dopo essere stato travolto da un camion mentre attraversava sulle strisce la via principale del paese. Drammatica quanto assurda la dinamica, il tiro era fermo quando l'87enne con il deambulatore ha iniziato ad attraversare. Stava attraversando la strada appoggiato al suo carrellino in centro a Vazzola e la sua vita è finita lì, sotto le ruote di un camion che non si è accorto di lui e l'ha travolto, trascinandolo a qualche metro dalle strisce pedonali. È morto così Sergio Zanchetta, 87 anni, operaio in pensione, residente a poca distanza dal luogo della tragedia, via Cesare Battisti. L'anziano era molto conosciuto in paese, nonostante l'età e gli acciacchi che lo costringevano a muoversi con il deambulatore. Zanchetta usciva tutti i giorni di casa per andare a comprare il pane o fare 2 chiacchiere al centro anziani. E così stamane, come tutte le altre mattine, l'uomo era andato a comprare il pane e stava probabilmente rincasando. Sono le 10:15, in via Cesare Battisti, la trafficatissima arteria principale di Vazzola, c'è una lunga coda di auto e mezzi pesanti fermi al semaforo, in attesa del verde. Secondo i primi accertamenti dei carabinieri, Zanchetta inizia ad attraversare passando tra 2 camion fermi vicinissimo al muso del tir. Dall'alto della cabina l'autista, un 45enne veneziano, non lo vede e quando scatta il verde innesta la prima e parte. A quel punto, nonostante le urla di alcuni passanti, per Zanchetta non c'è nulla da fare. Nonostante la velocità bassissima del camion, l'anziano viene travolto e resta esanime sull'asfalto. Al suo fianco ancora in piedi il deambulatore con il sacchetto del pane nel cestino. Purtroppo i soccorritori non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell'anziano. La data dei funerali non è ancora stata fissata. Ed è stato condannato l'autista del furgone che 2 anni fa in A4 a Bergamo travolse l'auto con dentro 3 giovani trevigiani di ritorno da un concerto. I genitori delle vittime, troppo pochi, 3 anni. Sentiamo. Il massimo della condanna che era in quel momento, però la condanna l'abbiamo noi a vita perché non ci sono più. Il dolore e la rabbia nello strazio di una mamma che ha perso un figlio e che non riesce ad accettare il verdetto di un giudice. 3 anni di reclusione, 4 di sospensione della patente e 5 di interdizione dai pubblici uffici è la condanna inflitta dal Tribunale di Bergamo al 42enne trentino che nel gennaio del 2016 in A4 travolse l'auto sulla quale viaggiavano Alberto Casagrande, 23 anni, di Mareno di Piave, ed i fratelli Antonio e Daniela Ago, 23 e 21 anni, di Conegliano. Un impatto terribile, tutti e 3 i giovani morirono sul colpo. Una condanna accolta con amarezza dalle famiglie dei ragazzi che si aspettavano una pena più severa, nonostante il pubblico ministero abbia chiesto il massimo previsto, 4 anni e 6 mesi, che sono stati scontati di 1/3 per il ricorso da parte dell'imputato al rito abbreviato. Il giudice è stato anche bravo perché ha dato il massimo della pena, però non è giusto che per 3 morti i figli non ci sono più.
che è più una condanna così minima. La delusione e la rabbia sono tante anche per i genitori dei due fratelli Antonio e Daniela Ago morti nell'incidente. 20 anni fa la famiglia era arrivata in Italia dall'Albania in cerca di una vita migliore. In seguito a quell'incidente i genitori hanno perso ogni ragione di vita. La notte del 29 gennaio di 2 anni fa i 3 ragazzi stavano tornando da Milano dove erano andati a vedere un concerto. Rientravano a casa in A4 quando all'altezza di Bergamo hanno trovato una coda. Si sono fermati in colonna con le 4 frecce accese, ma il furgone condotto dal 42enne non si è accorto della coda ed è piombato sull'utilitaria dei giovani, stritolandola. Nei giorni scorsi l'uomo ha scritto alle famiglie delle vittime un biglietto di scuse, ma per i genitori che hanno perso i figli in quel terribile schianto un biglietto a 2 anni dalla tragedia serve a poco. Ora è arrivata la sentenza, troppo mite, secondo i genitori. Lui è libero, tranquillo, che fa il suo lavoro, penso, non lo so, perché non hanno detto niente, ma comunque è libero con la sua patente e via. Siamo noi che siamo in carcere, io sono morta dentro. Già il dolore c'è dentro di noi di non aver più il figlio, no? Che era il massimo, e adesso questo ancora di più. Ha morto 2 volte, ecco. Ed un'altra sentenza che sta facendo discutere, quella del capotreno condannato per aver fatto scendere un passeggero senza biglietto. Incredulità bipartisan per una sentenza incomprensibile. Secondo il governatore Zaia servono leggi che tutelino chi fa rispettare la normativa. Sentiamo. Capotreno condannato per violenza privata e a rischio procedimento per abuso d'ufficio. E tutto per aver fatto scendere un viaggiatore che non aveva esibito il biglietto. Novembre 2014, stazione di Santa Giustina nel Bellunese, protagonista un ferroviere 51enne di origini trevigiane residente a Selvazzano. Il capotreno, dopo un violento diverbio sul biglietto irregolare sfociato in botte e minacce, fece scendere un nigeriano di Cadoneghe appoggiando sulla pensilina i suoi effetti personali. Da qui la violenza privata. Risultato, condanna a 20 giorni, mentre dello straniero non c'è più traccia, essendo stato espulso dall'Italia tempo fa. Duro il commento del presidente del Veneto Luca Zaia. Siamo rimasti tutti basiti perché si immagina che quando un controllore che fa il suo dovere chiede gentilmente, fra l'altro questo è stato acclarato, a chi non paga il biglietto di scendere e andare a pagarsi il biglietto prima di salire su un treno, alla fine a trovarsi il controllore condannato e la controparte fra l'altro sparita nel nulla, direi che un po' di imbarazzo c'è, per non dire altro. Un paese così è ovvio che va alla deflagrazione, un paese così è ovvio che va al fallimento. Bisogna fare in modo di dare ai giudici in mano leggi degne di questo nome. Solidarietà al capotreno dalla Filt CGIL del Veneto che chiede norme che tutelino le persone oneste. Non vorremmo, dicono dal sindacato, che questa sentenza insegni ai lavoratori che a volte è meglio far finta di non vedere. Di vicenda surreale parla Elisabetta Gardini, capogruppo di Forza Italia al Parlamento europeo. Sempre più spesso le cronache ci raccontano di controllori e capotreni aggrediti e malmenati, rileva, e autori sono molto spesso persone che non avrebbero nessun titolo per essere sul territorio italiano. Elena Donazzana, assessore regionale di Forza Italia, esprime vicinanza e solidarietà parlando di sentenza assurda. Anch'io un mese fa sul treno Bologna-Padova ho fatto lo stesso, conclude, aiutando i controllori a far scendere dal treno 3 stranieri senza biglietto. Mi devo autodenunciare? Chiede provocatoriamente. Infine la senatrice PD Laura Puppato, che definisce incomprensibile la sentenza per un gesto che sembrerebbe in linea col doveroso e corretto comportamento professionale del controllore. Rimane riservata la prognosi per l'operaio di 27 anni rimasto ferito gravemente ieri in un infortunio sul lavoro a Sernaglia della Battaglia. Il giovane, originario di Motta di Livenza, figlio del titolare dell'azienda, stava lavorando nel mobilificio Villanova di via Busche. È stato colpito dal braccio meccanico di una rifilatrice subendo uno schiacciamento di collo e torace. Subito soccorso e trasportato con l'elicottero all'ospedale Cafoncello, è stato ricoverato in terapia intensiva, ma i medici dimostrano ottimismo. Le sue condizioni risultano in miglioramento, dovrebbe lasciare la rianimazione a breve per essere trasferito in reparto. Ed ora l'aggressione subita da una giovane guardia medica di Conegliano, aggressione che riapre la discussione sulla sicurezza di questi professionisti.
Dottoressa in servizio come guardia medica aggredita in ambulatorio da una coppia di sconosciuti, tanto da decidere di lasciare a fine febbraio l'incarico. L'episodio la mattina del 30 dicembre all'ospedale De Gironcoli di Conegliano, dove la dottoressa, una trentenne, era stata chiamata a coprire il turno di guardia medica. Era un sabato, dalle 10 alle 20 l'ambulatorio non è aperto, ma il medico risponde al telefono ed effettua le visite domiciliari che non possono attendere. E proprio in seguito a una chiamata la dottoressa aspettava un giovane che doveva ritirare la ricetta per un antinfiammatorio. Quando da quel medesimo numero è arrivata la chiamata che avvisava dell'arrivo del paziente, la trentenne è uscita dallo studio, venendo però aggredita alle spalle da 2 individui che l'hanno spinta violentemente, facendo poi irruzioni urlando nella stanza. Fortunatamente in turno c'erano altre 2 colleghe e i malintenzionati, un uomo e una donna, si sono dileguati. Sul posto i carabinieri. Per la vittima uno shock fortissimo con pesanti conseguenze, tanto da pensare di lasciare l'incarico e far riaprire la discussione sulla sicurezza dei medici che svolgono questo servizio. Ed ora il bilancio 2017 della Polizia Locale di Treviso, più 35% di sanzioni rispetto al 2016 e polemica con la Prefettura, non ha riconosciuto lo sforzo compiuto durante la Dunata degli Alpini. Dalle 100.000 multe del 2016 alle 135.000 del 2017. Non solo varchi elettronici ma anche una stretta al parcheggio selvaggio e i nuovi autovelox in tangenziale. Incassa circa 9 milioni di euro in più da investire in sicurezza stradale. Passa anche attraverso questi numeri il bilancio annuale della Polizia Locale di Treviso, che domani mattina a San Francesco festeggerà il patrono San Sebastiano. Laddove c'è controllo e viene giustamente richiesto un maggiore controllo, è anche necessario far rispettare le regole. Dall'altro lato però sono anche diminuiti i reati quasi dell'8%, questo non perché le persone non denunciano i reati, ma perché oggettivamente vi è stato appunto un maggior controllo. Maggiore presenza nel territorio, sia dentro le mura che nei quartieri, malgrado l'organico sia rimasto inalterato, 92 unità. Siamo riusciti ad aumentare le pattuglie, passando da 2 pattuglie, 1 a 2 pattuglie che in passato garantivano con la loro presenza il presidio del territorio, a 8-9 pattuglie nell'arco della giornata, con una quindicina di agenti nell'arco dell'intera giornata. 13.000 interventi, 62.000 ore di servizio, 3.500 solo alla Dunata degli Alpini, una delle prove del 9 del 2017, ma lo sforzo, ha sottolineato in tono apertamente polemico il vice comandante Giovanni Favaretto, non ha meritato l'encomio della Prefettura, che ha privilegiato le altre forze dell'ordine. Ben 12 chili di stupefacenti scoperti dai cani dell'unità cinofila. Quanto alle nuove tecnologie, significativi risultati del Targa System, un esempio per tutti. Le 17 omissioni di soccorso avvenute nel corso del 2017, rispetto alle quali 15 conducenti sono stati individuati proprio grazie ai nostri sistemi elettronici, in particolar modo Targa System e telecamere brandeggiabili. Ed ancora cronaca, ha messo a rischio la sua vita la ragazzina che ieri a Montebelluna ha attraversato le rotaie del passaggio a livello chiuso in quel momento per farsi immortalare dagli amici con lo smartphone. A passaggio a livello chiuso avrebbe attraversato i binari col treno che si stava pericolosamente avvicinando, per dimostrare il suo coraggio, o meglio la sua incoscienza, agli amici, che invece di tentare di fermarla immortalavano la bravata con lo smartphone. A raccontare l'episodio gli automobilisti, che increduli e preoccupati hanno assistito coi loro occhi alla scorribanda avvenuta ieri a Montebelluna. A rischiare la vita una ragazzina che all'accensione della luce rossa e quindi alla chiusura del passaggio a livello ha deciso di oltrepassare la sbarra. Il treno in arrivo già si scorgeva quando la ragazzina è balzata sui binari per dimostrare la sua spregiudicatezza, compiendo un'imprudenza che in altri casi è costata la vita. Scherzava e derideva gli amici che non avevano avuto lo stesso coraggio, hanno raccontato i testimoni, senza rendersi conto evidentemente di aver messo a repentaglio la vita. Presentazione questa mattina al Palazzo del Terziario di Treviso dei dati del sondaggio sull'impatto delle vendite di fine stagione sull'economia delle famiglie, oltre naturalmente che i dati dei negozi. Implacabile il risultato, non è più tempo di saldi. Oggi parliamo di saldi, oltre che di soldi. Temi importanti per il commercio trevigiano, che ha commissionato il primo sondaggio sui saldi fatto all'avvio della stagione delle svendite.
E lo studio sia sui clienti che sui negozianti ha fatto emergere che non è più stagione per i saldi, come li intendiamo almeno ora. Il saldo ha molto meno appeal rispetto al passato e sta contraendosi sempre di più. E chi li aspetta ha queste caratteristiche. Il cliente medio è indifferentemente maschio o femmina, ma soprattutto con un grandissimo risalto giovane. I saldi cedono soprattutto le famiglie in cui ci sono almeno più di 2 percettori di reddito. Per questo i commercianti chiedono nuove regole alla Regione. Chiedono di fatto di posticipare i saldi all'ultima settimana del mese di gennaio e all'ultima settimana del mese di luglio. L'idea è appunto poi di portarli a un mese, quindi sostanzialmente i saldi invernali nel mese di febbraio e i saldi estivi nel mese di agosto. Ma non è l'unica richiesta alla politica, in particolare trevigiana. C'è un aspetto economico, quello del commercio, ma c'è un aspetto sociale, sicurezza, presidio, illuminazione, pulizia, ordine pubblico, funzioni che gli esercizi commerciali in centro svolgono e che sono economicamente insostituibili per una realtà amministrativa. Quindi considerare questo aspetto come fondamentale. Incentivare i locali che vengono affittati, disincentivare i locali sfitti. Si può intervenire, ripeto, sulle imposte locali per ampliare la forbice che oggi non c'è tra chi mette nelle condizioni di dar vita ad un locale sfitto e chi invece per ragioni personali preferisce tenerlo vuoto, facendo un danno alla comunità. Riunione decisamente calda, quella convocata ieri pomeriggio a Cassugana per la Commissione Lavori Pubblici. Al centro delle polemiche il regolamento sul verde pubblico e privato che prevede per interventi non adeguati sanzioni sino a 500 euro. Abbattimenti, eradicazioni, potature, presto tutti questi interventi non saranno più possibili con il fai da te, o meglio, chi si cimenterà nel ruolo di giardiniere, ancorché nelle sue proprietà, potrà farlo solo entro le regole stabilite dal Comune di Treviso, che sono state discusse in maniera decisamente animata ieri sera in Commissione Lavori Pubblici a Cassugana per un regolamento che è all'ordine del giorno del prossimo Consiglio Comunale. Abbiamo chiesto di discuterlo in maniera più calma, anche portando i nostri contributi, i contributi della minoranza, e non ci spieghiamo come mai ci sia tutta questa fretta nell'approvarlo. Ne abbiamo anche fatto un'istanza per chiedere di discuterlo con calma a febbraio, ma ci è stata negata. Un regolamento che ad esempio vieta l'abbattimento degli alberi se non per particolari e ben precise circostanze e limita decisamente potature dei rami e taglio delle radici, anche se poi, segnala il consigliere di opposizione, non indica volumi precisi. Non indica il grado di potatura, di sfoltimento delle chiome degli alberi. Per esempio, mettendolo a confronto con altri regolamenti, per esempio quello di Milano, che recita proprio inequivocabilmente che massimo il 20% della chioma può essere tagliato, qui a Treviso non c'è alcuna considerazione su questo. Consigliere Campola che sottolinea come in questo regolamento ci sia quasi una discriminazione vegetale. C'è una disparità tra la cura del verde pubblico nelle zone diciamo più centrali rispetto alle periferie. Questo creerà sicuramente delle disparità tra centro e periferia e non le ritengo corrette. Indicata per alcune zone la consulenza di un esperto. Che esperti, perché comunque per poter tagliare qualsiasi cosa bisognerà affidarsi a un determinato tipo di esperto, quindi degli agronomi forestali, e quindi sono onerosi per i cittadini. Quello che invece viene descritto precisamente è l'ammontare delle sanzioni per interventi non adeguati anche nei giardini privati di abitazioni o condomini. Prevede multe fino a 500 euro se uno sbaglia a tagliare un ramo di un albero, per esempio, che non ha un certo diametro, e quindi sì, è una cosa anche troppo vessatoria a mio parere. Ed ora ci fermiamo per la pubblicità. A tra poco. E rieccoci in studio con l'edizione trevigiana dei nostri telegiornali. Siamo alla pagina politica con il caos alle parlamentarie del Movimento 5 Stelle chiuse senza proroga, le votazioni online per appunto il Parlamento, tra le polemiche e le richieste di annullare il voto e rifare tutto.
Nessuna proroga, chiuse in nottata le parlamentari del Movimento 5 Stelle, ma l'ultimo click sui nomi degli aspiranti deputati e senatori non stoppa le polemiche. 10.000 i pretendenti che si sono autocandidati alla selezione pentastellata. Il dato definitivo l'ha fornito Luigi Di Maio a Radio 24, negando che il sistema di voto sia andato in tilt. Noi stiamo facendo una selezione ferrea, ha assicurato il candidato premier. C'erano persone che non avevano i requisiti e li abbiamo scartati perché noi non siamo una navicella per andare in Parlamento. Eppure i mal di pancia all'interno del movimento continuano, tra depennamenti eccellenti ed inserimenti sbagliati, con polemiche e proteste tra gli esclusi, ma anche tra chi si è trovato tra i candidati senza nemmeno saperlo. A tirare le fila in Veneto la consigliera regionale del Movimento 5 Stelle Patrizia Bartelle, che chiede di annullare il voto online e di rifare tutto. Quanto successo non va proprio giù alla consigliera Polesana, che chiede venga comunicato quanto prima agli esclusi il motivo dell'esclusione, oppure, dice, bisogna dire agli elettori che il Movimento 5 Stelle ha cambiato pelle e che la selezione avviene come in tutti gli altri partiti, eliminando chi non è in linea. Ed ora una delle segnalazioni di voi telespettatori alla nostra rubrica Lo dico ad antenna. Questa sera è la volta del signor Luigino Beninatto di Montebelluna e la sua segnalazione riguarda le farmacie di turno aperte nei giorni festivi. Sentiamo. Il problema è che la domenica sul territorio di dove abitano circa 40.000 persone tra Paese, Cairano, Montebelluna e vari paesini vicino, c'è una farmacia solo aperta. Vietato ammalarsi di domenica, almeno nel territorio dell'ex ULSS 8 Asolo e Montebelluna, perché per comprare le medicine è indispensabile mettersi al volante e macinare chilometri per raggiungere la prima e talvolta l'unica farmacia di turno. A segnalarci il disservizio Luigino Beninato, che ha provato sulla sua pelle l'esperienza di trovarsi in giro per la Marca di domenica alla ricerca della farmacia che non abbia le serrande abbassate. E stando a questa cartina del sito delle farmacie trevigiane pare proprio che sia così, visto che per domenica prossima, se serve qualche farmaco, l'unico riferimento in zona è Trevignano. Un servizio vitale, denuncia il nostro telespettatore, ma mal distribuito, con tanti turni attivi attorno a Treviso e pochi negli altri mandamenti della Marca, come Sinistra Piave, dove, come si vede, la mancanza di farmacie aperte è evidente. Da Asolo a Cornuda, ma anche per Volpago e tutti i comuni del Montello, trovare una farmacia di domenica diventa un'impresa e va ancora peggio per gli anziani. Le persone anziane non hanno nessuno spesse volte da mandare la domenica perché i figli e le cose sono via, si trovano a casa da solo, che stanno male, devono prendersi la medicina, come vanno? Con una farmacia solo su 40.000 persone, 40.000 abitanti. Un territorio troppo vasto. Troppo vasto, minimo dovrebbe essere perlomeno un'altra. Non vicini tra di loro ma staccati, in modo che mettere in condizione di uno che ha bisogno, devo ripetere, che ha bisogno per la salute, sia possibile potersi prendere le medicine. Insomma, non è che sia una sala giochi, le medicine sono indispensabili per la vita. E se anche voi volete fare una segnalazione di un disservizio potete farlo alla nostra rubrica Lo dico ad antenna, scrivendo una mail a redazione@antenna3.it oppure lasciando un messaggio vocale alla nostra segreteria telefonica allo 0422 02 30 898 o ancora scrivendo un messaggio WhatsApp o SMS al 351 1755 340. E siamo giunti al termine di questa edizione, vi ricordo subito dopo i TG l'appuntamento con 20:10, questa sera si parlerà della manifestazione andata in scena oggi pomeriggio a Mestre contro il degrado e la criminalità, ospite in studio Luigi Corò. Ed è proprio tutto per questa edizione, come sempre in chiusura uno sguardo alle previsioni del tempo con il nostro meteo. Buona serata, arrivederci. Vacil Frutta, Adriatica, la Valle dei Sapori, un nuovo mondo alimentare. Avacil di Breda, Treviso. Poche novità rispetto ai giorni scorsi, prosegue un tempo stabile sulle nostre regioni. Nella giornata di venerdì 19 gennaio sarà il sole a farci compagnia. Nel dettaglio sul Veneto locali foschie, nebbie e nubi basse, al mattino specie sulle pianure centrali, ma in rapido dissolvimento. Più sole sul resto della regione dove il cielo si presenterà poco o parzialmente nuvoloso.
Le temperature massime saranno comprese tra 6 e 9 gradi, valori minimi tra -3 e 1 grado. Spostiamoci ora a vedere la situazione del Friuli Venezia Giulia. Il cielo si presenterà irregolarmente nuvoloso e a tratti anche coperto, con possibili rovesci sul triestino a partire dal pomeriggio. Asciutto e soleggiato sui restanti settori, con cielo poco o parzialmente nuvoloso. Le temperature massime saranno comprese tra 8 e 11 gradi, valori minimi tra -1 e 5 gradi. Raggiungiamo infine il Trentino Alto Adige. Bel tempo ovunque e tanto sole sulla nostra regione, cielo sereno sul Trentino, poco nuvoloso altrove, con addensamenti e anche con locali nevicate sui settori alpini di confine, anche a bassa quota. Le temperature massime si attesteranno sui 13 gradi, valori minimi tra 2 e 4 gradi circa. Il mare sarà generalmente poco mosso, i venti moderati settentrionali lungo le coste e meridionali al largo. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, arrivederci. Vacilfrutta, Adriatica, la Valle dei Sapori, un nuovo mondo alimentare. Avacil di Breda, Treviso.